Ma quello si And soul brought her to me. Grazie. Sono prove tecniche. Sempre dire. 1, 2, 3. E grazie a queste straordinarie ragazzi, tutta poi chi volesse avvicinarsi logicamente a questo. Quindi
lasciate andare i pensieri, divertitevi tanto e sarete anche voi un'autentica esplosione di energia. Grazie infinite a Donatella Cirini e alle ragazze dello Zumba. Grazie mille ragazze, davvero. E adesso preparatevi perché vi faremo sognare una realtà importantissima nel mondo del ballo con Time for Dancing. Time for Dancing è un'associazione sportiva dilettantistica nata circa 10 anni fa. Aperta il maestro Enrico Piano dirige la scuola e insegna varie discipline quali danze standard, latinoamericani, ballo liscio, danze caraibiche e tango argentino. Un fenomeno dell'ultimo per ballare senza proprio pretese. Musiche degli anni 60 con gli anni fino ad arrivare ai giorni nostri con canzoni più attuali, fanno scatenare le persone che si ritrovano tutte insieme con la gioia del corso di ballo che si tiene mercoledì sera presso la palestra comunale Galilei a Cadone. Ballare è un'attività che può spezzare, porta energia, porta carica positiva, socializzazione, autostima, migliora la memoria e soprattutto è divertimento. E cara Cadoneghe, tutto questo. Io non lo sé, Allora, io sono la Presidente dell'Associazione Culturale Arcobaleno e noi rappresentiamo Tergolandia, che è un parco arte e natura che c'è a Campodarsego. Con me abbiamo allestito un percorso lungo il fiume Tergola con opere artistiche. Qui c'è una rappresentanza degli scultori e dei pittori che collaborano con me, con l'associazione, per decorare e per allestire il parco. È il primo anno che venite qua? Sì, noi è il primo anno che veniamo qua, siamo stati invitati dall'Associazione delle Botteghe di Cadoneghe e noi siamo presenti sul territorio da più di 10 anni comunque, Tergolandia ha 10 anni. In giro, questa è la trasmissione televisiva Ecco la gente, è la prima puntata. Anche Cadoneghe ha omaggiato la mitica Raffaella Carrà. Ecco, allora potete vedere dalle immagini siamo qui al, diciamo così, all'evento. Ok, allora eccoci qua, allora ci ricolleghiamo qui a Cadoneghe al Grey Night. Abbiamo qua il piacere del signore Tommasino Filippo. Ecco, allora è il primo anno che viene in questa manifestazione? No, ho sempre stato presente all'amministrazione della Grey Night. Ma lei che cos'ha? Un'azienda? Ha un negozio qua a Cadoneghe? Sì, qua a Cadoneghe produco biciclette, sono rivenditore Olimpia e in più faccio qualche restauro e qualche bici particolare tipo quella placata oro.
bici da corsa dell'81 smontata completamente e rifatta in oro, placata oro proprio. Ma quanti anni è qui in questo evento? Il Green Night, dopo la pandemia che è stata 2 anni ferma, ok, io è la 4ª edizione che vengo alla Green Night. È contento di quest'anno anche di ripresentare questo suo stand? Allora, praticamente abbiamo dalla sezione dell'elettrico, ok, che ultimamente sta andando molto, poi si passa alle bici muscolari, dal carbonio all'alluminio, la corsa, ok, la gravel che purtroppo in questo periodo qui non si trova, le biammortizzate elettriche appunto, la Mondia che è una ditta di Rossano Veneto che fa una cosa abbastanza a livello artigianale e appunto una chicca, se vogliamo andare a vedere, che non è molto trovabile a livello mercato. Questa è una bicicletta dell'81 smontata completamente tutta, fatta placare oro. Questa ad esempio parte la settimana prossima per l'Oklahoma. Bene, l'ultima domanda: è contento di questa serata? Sì, ma è sempre un gran bel successo la Green Night, quindi... Bene, adesso ci fermiamo, andiamo poi più avanti a fare altre interviste. Allora, eccoci qua, stiamo facendo le immagini video. Come potete vedere, la strada è chiusa, ci sono le bancarelle, ci sono le persone e tanta gente che è venuta qui a Cadoneghe, Veneto, per questa Green Night. Adesso sono le ore 21:30, siamo